Bene, ci siamo trovati oggi assieme ai colleghi delle aziende associate a Conservizi che lavorano nel settore dell'acqua per fare il punto della situazione nel settore appunto e per trovare occasioni di incontro nella osservazione, nel suggerimento di modifiche al progetto di legge presentato dalla Giunta regionale. Abbiamo condiviso alcune iniziative che all'interno del progetto A come Acqua che abbiamo messo a punto assieme alla Camera di Commercio ci permetterà di esternare appunto alla Regione Veneto tutte le esigenze del settore, non solo dell'acqua che stiamo tentando, ma del ciclo integrato dell'acqua, che pertanto vede tutti noi impegnati in qualcosa di molto importante. Il settore è, dopo il referendum, è in una situazione di preoccupante stagnazione e stiamo cercando di far evidenziare, almeno per quanto riguarda gli interessi delle nostre aziende, quelle che sono le esigenze primarie che potranno mettere l'utenza in occasione di avere il miglior servizio possibile.